A Milano sono arrivati in 5.000 dal Veneto, 1.000.000 da Venezia, per unirsi a manifestanti provenienti da tutto il nord Italia che chiedono al governo più coesione sociale e miglioramenti concreti per lavoratori e pensionati. Partita da Piazza Castello in corteo fino a Piazza Sempione, la manifestazione di Milano è una delle 5 che si svolgono in Italia nell'ambito dello sciopero generale di 8 ore proclamato da CGIL e UIL contro una legge di bilancio definita inadeguata e ingiusta. Vogliamo una riforma del fisco che premi i redditi medio-bassi e non a quelli più alti. Vogliamo dire no al ritorno alla Fornero, flessibilità in uscita a 62 anni, a 41 anni di contributi e una pensione contributiva di garanzia per dare una prospettiva previdenziale soprattutto ai giovani e alle donne. Quei giovani e le donne a cui questa finanziaria non dà nulla. CGIL e UIL chiedono inoltre che lo Stato assuma un ruolo forte da protagonista nell'offrire soluzioni alle crisi industriali, contrastando le delocalizzazioni, ma anche un aumento di risorse per la sanità e la stabilizzazione del suo personale. Ci dicono che va tutto bene, che un paese sta crescendo, noi invece abbiamo una preoccupazione immensa per l'occupazione, per lo sviluppo industriale, per la crescita, per le pensioni e per tutto quello che non va. Noi vogliamo un paese più giusto e lotteremo fino alla fine perché questo possa esserlo. L'ingiustizia è quella di un paese in cui lavoro, reddito e attenzione del Parlamento viaggiano secondo i sindacati a velocità molto diverse a seconda delle occupazioni e delle classi sociali. Il divario sociale tra chi sta meglio e chi sta peggio aumenta sempre di più. Questa è la ragione di fondo per cui anche i pensionati che da questa manovra avranno poco o nulla sono qui in piazza assieme alle lavoratrici e ai lavoratori dei luoghi di lavoro.